Ciao a tutti! È passato un mese dal 14 di maggio, data della pubblicazione sui social di Times Like This, suonata e cantata virtualmente su questo divano da noi tre e da altri 28 amici. Totale 31. E cosa c'è? Sei un contabile adesso? Comunque volevamo partire dicendovi un enorme grazie. Quindi, grazie! Sì, grazie. Grazie per il supporto, per i messaggi, le condivisioni, le visualizzazioni. Ma lo sapete che ci sono delle persone che si guardano o si ascoltano questo video almeno una volta al giorno per darsi una carica positiva. Ah, però in questo video volevamo invece dare i numeri. No, volevamo darvi un po' di numeri che spiegano la nostra felicità e altri per dare risposta a un po' di curiosità che ci avete chiesto. Allora, i musicisti sono stati avvisati tutti il 27 di aprile, quindi in piena quarantena. Nessun musicista ha lasciato la propria abitazione, nessun musicista è stato maltrattato per dare il proprio contributo, chi col telefonino, chi con la telecamera, chi in modo professionale, chi meno, ognuno ha fatto come poteva. Sono stati avvisati circa una cinquantina di musicisti, tecnicamente nessuno sapeva che il video alla fine sarebbe uscito in questo modo, quindi è stato un sì sulla fiducia che davvero abbiamo tanto apprezzato. E per questo vogliamo dedicare a tutti voi il nostro migliore applauso. Ringraziarvi, davvero grazie. Ringraziamo per quest'opera anche Damiano Ferrari in particolare, che ci ha aiutato a terminare il lavoro e migliorare il sound finale. Ringraziamo anche Francesco che per il montaggio audio e video ha lavorato circa 250 ore, ma tanto era in quarantena, almeno così gli passava. Tra l'altro il video è stato terminato solo 3 ore prima di essere caricato su YouTube e quindi prima della premiere. Sì, avevamo paura che non si sarebbe caricato in tempo, ma veniamo ai dati che ci hanno stupito. Dopo soli 15 giorni siamo arrivati a 10.000 visualizzazioni solamente su YouTube, con 300 like. Quanto fa 10.000 per 15? Per quanto riguarda i social, invece dopo un mesetto siamo arrivati a un totale di 2.300 visualizzazioni. I commenti sono stati tantissimi, non siamo riusciti a contarli, e quasi un centinaio di condivisioni, ma adesso viene il bello. Abbiamo segnalato in una mail a Zaia questo esperimento ben riuscito. Proprio quando avevamo pensato che non ci avesse nemmeno considerato, tada! Esatto cosa? Che Zaia ha pubblicato il video. No, ma io avevo il risultato di 10.000 viso 15, che fa circa 666 visualizzazioni al giorno. Comunque sì, il presidente della regione Veneto ci ha dato un'enorme botta di visibilità e sui suoi social, Facebook e Instagram, dopo 4 giorni abbiamo avuto 86.000 visualizzazioni, 280 condivisioni, 1.350 like. Comunque ho visto che su YouTube ci sono anche 13 pollici in basso. Ah, i dislike intendi? Sì, è abbastanza normale. Già, però io so che lavoro fa la mamma di chi ha messo i dislike. Allora vediamo i prossimi appuntamenti sul nostro canale YouTube. No, aspetta. Ma siete iscritti al canale YouTube di Blu Geniale, quelli dei video? Perché vorremmo arrivare a 1.000 iscritti almeno, e per festeggiare faremo a 1.000 iscritti una nuova divano cover. Yeah! Madonna che entusiasmo. Poi vi dico che domenica 28 di giugno alle 21 ci sarà la premiere del prossimo video dei 10 Minutes Late. Ah bene, video nuovo, di che cazzo? Lo comunicheremo a breve. Ma dai, a noi puoi dircelo? Come no? Ok, sto video è durato già troppo, quindi tenete d'occhio i social di Blu Geniale, mettete un po' di like, iscrivetevi che fa sempre bene. Mangiate bene, fate sport, casco ben allacciato, luce accesa anche di giorno e prudenza sempre. Vi lasciamo qua sotto il link per i video di Times Like This se non l'aveste ancora visto, e se volete qualche dritta per i vostri video scrivete pure alla mail di Francesco, magari lo trovate di luna buona e vi aiuta. Ciao!